Cari telespettatori della Tenda TV, bentrovati. Siamo qui in compagnia di Andrea Costantini. Buonasera. Buonasera a voi. Ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Tempo fa avevamo fatto una puntata dedicata al meteo e per certi versi, insomma, anche questa sera parleremo di meteo, ma un po' di striscio, diciamo così. Perché grazie alla collaborazione che è nata, l'amicizia, insomma, che è nata tra di noi negli ultimi mesi, tutto questo ci ha portato all'installazione di un nuovo marchingegno, di un nuovo meccanismo. Che cosa abbiamo fatto? Dunque abbiamo utilizzato una tecnologia che appunto viene normalmente impiegata nella sorveglianza, facendola funzionare però come una semplice webcam paesaggistica. Esatto, allora qualcuno di voi non saprà magari che cos'è una webcam, adesso ve lo spieghiamo. È una sorta di macchina fotografica che noi abbiamo posizionato in un posto un po' strategico. Certo. Stiamo parlando della zona della Madonna della Salute, quindi a costa di Vittorio Veneto. Noi abbiamo posizionato questa piccola macchina fotografica che scatta delle foto costantemente, giorno e notte. Esatto. Dove l'abbiamo orientata? Come l'abbiamo sistemata? Diciamo che le webcam panoramiche di solito sono appunto funzionali per promuovere il territorio e la veduta di quel territorio, certamente. Quindi abbiamo puntato questa webcam da, diciamo, nord-est verso sud-ovest, quindi inquadriamo una buona parte della zona di costa e più in lontananza anche il Castello del Vescovo, parte anche, diciamo, della zona verso Forminiga Carpesica, e quindi la vista si espande verso sud-ovest. Verso sud, e quindi fino al mare potremmo dire quasi, insomma, ecco, bisogna studiare un attimino. Ancora un po'. Però lo state anche vedendo in queste immagini, il panorama che si estende è veramente un panorama mozzafiato. E allora noi abbiamo installato questa webcam, questa macchina fotografica che ci regalerà degli scatti anche molto suggestivi e andremo da oggi in avanti a pubblicare questa webcam sul nostro sito, su www.latendatv.it. Quindi da ovunque voi siate, entrando nel nostro sito potrete trovare la sezione dedicata alla webcam. E che cosa si trova all'interno? Anche un interessante archivio degli ultimi 3 giorni, così da poter anche, se non siamo direttamente collegati, vedere che tempo ha fatto sopra il cielo di Vittorio. Esatto, se magari siete in giro e volete vedere anche che tempo sta facendo in questo istante, voi andate su www.latendatv.it, trovate l'indicazione webcam e lì vedete la nostra webcam. Esatto. Ce ne sono tante a Vittorio. Quante Sì. ce ne sono più o meno? Ma siamo intorno a una decina di siti attivi. Esatto, occhi attivi che inquadrano paesaggi e comunque cercano di valorizzare il territorio, anche per chi dall'estero oppure da chi non è qui a Vittorio in questi giorni vuole guardare e vuole comunque appassionarsi delle nostre zone. Allora, ce ne sono tante, alcune sono state installate dal comune di Vittorio Veneto, ce n'è una molto carina, per esempio, che si affaccia su Piazza del Popolo, altre le hai installate proprio tu. Sì, diciamo che circa 10 anni fa, sfruttando dei sistemi appunto elettronici adattati per lo scopo, abbiamo iniziato un po' a monitorare il territorio in modo da poter rendere fruibile le immagini anche su internet ogni 5 minuti, 10 minuti, insomma quasi in tempo reale. Diciamo, Quasi in tempo reale. Ovviamente c'è una difficoltà nel creare questi meccanismi, questi sistemi, oppure diciamo che la tecnologia aiuta? La tecnologia aiuta, ma poi ci vuole anche una parte importante di implementazione, comunque di sistemare queste telecamere per far sì che siano ben a fuoco, siano ben orientate, solide e soprattutto anche resistenti all'acqua e anche alla grandine. E alle intemperie, che sappiamo bene. A Vittorio non mancano, Esatto. ecco. Quindi, allora, l'invito che noi vi facciamo è quello intanto di andarci a dare un'occhiata appena finita questa trasmissione, o forse lo state anche già facendo, quindi dal vostro PC oppure dal vostro smartphone, www.latendatv.it, andate a cercare la nostra webcam, che poi noi pubblicizzeremo anche, si troverà, ce l'hanno anche già detto, per esempio c'è un portale, il portale del turismo a Vittorio Veneto, che racchiude un po' tutte le webcam di Vittorio Veneto, e poi noi la lanciamo nell'etere, la mettiamo a disposizione di chiunque da qualsiasi parte del mondo voglia dare uno sguardo al panorama che si vede appunto dalla Madonna della Salute verso sud.
È un piccolo regalo che ci siamo fatti, abbiamo deciso di farci perché ci sembrava giusto anche così dare anche noi il nostro piccolo mattoncino per questa serie di sguardi, di occhi come li ho chiamati io, che sono puntati su alcuni angoli della città. Ce n'è uno per esempio che punta proprio il Colle della Madonna della Salute, mi viene in mente. Esatto. E c'è uno anche che dal Colle della Madonna della Salute punta verso giù. Quindi secondo te possono essere utili anche per sapere appunto che tempo fa, giusto? Certamente, e anche appunto per storicizzare un po' e vedere che tempo ha fatto anche nei giorni precedenti e poter anche fare un archivio, chi vuole, chi lo desidera, delle migliori immagini, perché uno degli vantaggi è salvare le immagini più belle, i colori. Tanto consiglio anche, è magari verso il tramonto, senz'altro. L'alba, al tramonto ci sono dei momenti particolari, e la cosa anche un po' singolare sarà quella che noi in alcuni momenti della programmazione, magari anche quest'estate, cercheremo di carpire il flusso che ci arriva da questa macchina fotografica, che però volendo può essere utilizzata anche come telecamera, e quindi magari in qualche buco di programmazione della Tenda TV sul nostro canale, sul 112, cercheremo di mettere in onda anche il flusso video che deriva proprio da là, magari con una musichetta un po' ambientale che aiuta la visione magari del tramonto. Questo è un piccolo regalo appunto che abbiamo deciso di fare ai nostri telespettatori. Noi della Tenda TV abbiamo messo il nostro, ma ovviamente il grosso l'ha fatto Andrea Costantini, che in questa sede ovviamente ringraziamo perché è lui che se ne intende di tutte queste cose. E insomma, quante ne ha installate a Vittorio? Siamo circa 7 attive al momento, su più 10, altri, sono altri appassionati che per fortuna collaborano, però insomma ho iniziato molti anni fa con la passione che mi ha sempre contraddistinto, senz'altro. Ecco, per questa volta non ti chiediamo che tempo farà nei prossimi giorni, quindi guardiamolo. Però possiamo guardarlo. Quindi l'invito appunto a tutti voi telespettatori è quello di dare uno sguardo a questo nuovo sistema, questa nuova webcam puntata sul panorama che si vede dalla Madonna della Salute a Vittorio Veneto. Grazie Andrea Costantini. Grazie a voi per la collaborazione. E grazie a tutti voi che ci avete seguito.